L'Arenile di Caorle si sviluppa su circa 12 km di spiaggia attrezzata. La sua peculiarità è l'ampia larghezza che permette di organizzare tornei di vario genere. Presso l'area dell'ex macello comunale sono stati ricavati degli spazi per le associazioni, tra le quali i 2 circoli nautici, Società Velica e Circolo Nautico Porto Santa Margherita, e l'associazione Sommozzatori e Voga. Le sedi di queste associazioni permettono il rimessaggio delle barche e, da sottolineare in particolar modo, le gondole, in dotazione alla Voga Caorle fornite dal comune di Caorle. Tutte e 3 le associazioni collaborano con il comune nel progetto Più Sport a Scuola per promuovere le attività di vela e voga alla veneta fra gli alunni delle scuole di Caorle. La nuova piscina comunale coperta, inaugurata nel 2006, ha permesso di completare l'offerta sportiva del comune di Caorle, dando seguito alla propria vocazione marinara. L'impianto è dotato di una piscina semi-olimpionica da 8 corsie, una piscina per bambini, una piscina per l'immersione subacquea, una palestra per il fitness e l'infermeria. La piscina è dotata inoltre di una tribuna con capienza di circa 300 persone che dà la possibilità di ospitare importanti manifestazioni natatorie.